Questa partita ha dell'incredibile per due ragioni. Una è il pre-partita, cioè quando hanno scansionato i giocatori. Adesso ti farò comparire qui in sovraimpressione. Nima l'hanno anche girato, gli hanno anche fatto il controllo anale, visto che si diceva che qualcuno avrebbe potuto avere ricce trasmittenti e robe del genere infilate su da qualche parte. E la seconda cosa divertente è il post intervista di questa partita, perché come sapete alla fine di queste partite solitamente si prende il gran maestro e si fa due chiacchiere, si spiega ma mossa 25 perché hai fatto questa? E ancora una volta Niemann ha detto questa partita parla da sé. Chess speaks for itself, that's all I can say. Because Okay, it was such a beautiful game, I don't even need to describe it. Thank you. Come the chess speak for itself, cioè gli scacchi parlano da soli per se stessi, anche questa partita. Quindi Morena della Favola non ha voluto analizzare anche questa partita, il che rende la cosa divertente. In primis, in effetti è veramente tanto evidente, parla veramente da sola questa partita, però come seconda cosa ha lasciato ancora più dubbi, no? Ah, allora lui non è in grado di analizzare le sue stesse partite. In realtà qui ora io sono un giocatore totalmente normale, qui mi sembra che Niemann abbia giocato una partita normale e che abbia approfittato degli errori dell'avversario. Però andiamo a vederla perché è molto simpatica. Niemann con il nero gioca contro il Yo Christopher 2563 punti, gran maestro, anche lui D4. Cavallo F6, cavallo C3, D5, alfiere F4. Avevo commentato qualche giorno fa una partita di Niemann dove lui col bianco utilizzava questo sistema e la partita andrò proprio in questo modo qui, dove Niemann andrò subito a giocare cavallo B5, era una partita contro, era la partita dello sbadiglio, vai a ricercare tra video di Matto Scacchi Niemann che sbadiglia in faccia a una grande maestra. E la partita andava proprio in questo modo, cavallo a 6, solo che era a colori invertiti, quindi presumo che conoscesse molto bene questa posizione. Infatti andiamo avanti perché qui è tutta spiegazione assolutamente teorica e come un po' in tutti i sistemi Londra eccetera eccetera, l'alfiere F4 è molto importante e il nero, se riesce a catturarlo, e in questo caso sembrerebbe proprio di sì, riesce a ottenere un piccolo vantaggio. Infatti anche il motore è d'accordo con un meno 0.13. Qui a lato puoi vedere sempre la barra di valutazione, quando questa barra si riempie di bianco il vantaggio è del bianco e se si riempie di nero il vantaggio è del nero. F6, almeno il nero prima, il bianco scusami, prima di andare di dare via quell'alfiere, almeno vuole creare qualche rovinosità all'interno della struttura dei pedoni e a questo punto il nero non ha alcuna fretta di catturare quell'alfiere, tanto da lì non scappa. C6 togliendo il cavallo, C5 arrocco corto e solo quando il bianco è arroccato si fa questa cattura. Ora la cattura senza che il bianco abbia arroccato è piuttosto pericoloso perché poi il bianco può fare arrocco lungo e si ritrova poi con le torri sulla colonna H. Invece solo dopo l'arrocco si fa la cattura. Adesso arriva una mossa coraggiosa di Niemann. In effetti adesso questo alfiere forse potrebbe essere riposizionato meglio su questa casa, bisognerebbe dare un'apertura a questo alfiere, non so, B6 alfiere B7, oppure si gioca sul centro con questa spinta qui ma deve essere preparata, non so, donna C7 si spinge però poi dopo la cattura cade il pedone D5, insomma bisogna capire bene ora come voler continuare. Si può giocare con F5 quindi si decide di lasciare questa casa nelle mani del bianco, ma noi poi giochiamo sull'ala di re con spinta di questo tipo. Insomma, tra i tanti vari piani possibili in questa situazione, il buon Niemann decide di spingere C4. Qui il motore consiglia come prima mossa C per D4, la seconda suggerita è C4. Mossa molto coraggiosa. In genere chi gioca le partite di donna sa che queste spinte sono un'arma a doppio taglio, perché è vero che ora tu stai prendendo spazio sull'ala di donna e quindi probabilmente il nero dovrà giocare su questo lato della scacchiera, ma è anche vero che dai un forte controgioco dall'altro lato. Ora, possibile sviluppo del bianco potrà essere: tolgo questo cavallo, gioco pedone C3 per rafforzare la mia catena di pedoni e poi vado per giocare E4, E5 eccetera eccetera. Quindi ora probabilmente andremo a vedere un gioco su ali diverse, il nero che attaccherà
su questo lato e il bianco che attaccherà su questo lato. Vince il primo che fa danni. E 4, il bianco addirittura subito prepara il controgioco su quest'ala senza l'ausilio del pedone C3. Alfiere per, addirittura anche con l'idea di voler scambiare l'alfiere per il cavallo, cattura, cattura. Il cavallo si ritira, ecco che arriva alla possibilità di sostegno di C3. Cavallo C7, riposizionamento C3, attacco sull'alfiere, alfiere di 6. Ok, posizione interessante. Il nero ha avuto un guadagno di spazio perché ricordiamoci che la nostra metà campo è questa disegnata in verde, questo pedone è oltre la metà campo e qui il giocatore a avere il vantaggio di spazio è il nero. La posizione indicata dal motore circa pari, puoi vedere dalla barra qui laterale, però il nero onestamente non sta male. Cavallo BD2, B5, vado piuttosto veloce perché comunque la partita è durata anche un sacco di mosse e alcune mosse, come dice Niemann, parlano da sole. Alfiere 6, forse un eccesso di prudenza. Cavallo C2, ora questo cavallo cerca di riposizionarsi, forse in E3 per andare a attaccare questo punto, chi lo sa. I pezzi si muovono. A 5, chiaramente il nero deve cercare di giocare sull'ala di donna, l'abbiamo già detto prima. A 3 per cercare di fermare tutte le iniziative. G6, cavallo in F1, i cavalli cercano di manovrare. H5, donna in D2, attenzione che possono esserci anche entrate fastidiose. Re G7 per togliere tutte le cattive intenzioni del bianco. F4, adesso anche il bianco, questa è stata una mossa coraggiosa perché questa spinta ha indebolito parecchio il pedone in G3 e c'è anche sempre questo alfiere che punta anche a raggi X su questo pedone C3, quindi bisogna fare attenzione. Torre H8, i piani del nero cambiano. Se prima voleva giocare sull'ala di donna ma adesso sull'ala di donna non ci sono più speranze, giochiamo ora sull'ala di re. Alfiere F3, F5, si stabilisce la posizione, adesso si sono creati dei possibili avamposti. Uno, colore di azzurro, è la casa E4 per il nero che potrebbe essere occupato dopo 1, 2 in 3 mosse da questo fortissimo cavallo, e 2 è stata creata la casa E5 per il bianco che anche lui potrà sfruttare con un avamposto. Non mi è chiaro come, dovrebbe fare così, così e così, però non sono solo 3 tempi, ma perché devi togliere in una mossa anche la regina e nell'altra mossa anche l'alfiere. Spero di non essermi perso altre cose. Un'altra possibile mossa è questa qui, però non credo ci siano altre manovre più veloci di queste. Torre in E2, cavallo in E8, a questo punto sta arrivando questa manovra. Torre in A va in E1, qui c'è ovviamente la minaccia di cattura sull'alfiere che si deve spostare. Ti faccio notare che il bianco non ha entrate perché questi alfieri sono veramente fortissimi. Ti ricordo che gli alfieri ravvicinati sono straforti perché riescono a controllare tutte le case di ingresso, non si può entrare. Torre in E5, il bianco propone un sacrificio di qualità e questa è la prima mossa consigliata dal motore di scacchi. Puoi vedere la barra a sinistra che si è riempita con un meno 0,92 da parte del nero, non perché questa mossa sia sbagliata ma perché la situazione ha preso una brutta piega. Qui la mossa migliore è non accettare il sacrificio, infatti Niemann continua con cavallo F6 con l'idea di mettere qui questo cavallo. In caso di cattura e D per E5, comunque sbagliata non è. Diciamo che ora le torri di entrambi i giocatori stanno facendo poco, o sono fuori gioco o stanno facendo un ruolo difensivo, quindi il bianco, siamo in pieno mediogioco, c'è bisogno di manovrare con i cavalli eccetera, e quindi ha detto ma sì, queste torri stanno giocando veramente poco e un alfiere, soprattutto che punta anche sulle mie debolezze, è molto più forte rispetto a una torre, quindi sono anche felice di cambiare, creare un pedone passato che in futuro potrebbe essere spinto e rompere le scatole, e aprire anche la colonna D per la donna per cercare anch'io di creare un pochettino di pressione e magari anche con l'aiuto del cavallo io inizio a creare dei problemi al mio avversario. Questi erano i piani del gioco del bianco che però non sono stati accolti perché Niemann non cattura ma gioca cavallo F6. L'idea è quella di prendersi quel forte avamposto.
cavallo in F3, in E3, scusami, come dicevamo prima, spinta del pedone, donna F2 per cercare di rafforzare il controllo di queste case, H3. Guarda come la barra è cambiata dopo la spinta H3, hai visto? Qui la mossa migliore era cavallo H5 per cercare di continuare a creare pressione, ma probabilmente Niemann vuole mettere questo cavallo qui, per questo non ha giocato quella mossa. A seguito di questa mossa sicuramente la posizione sarebbe stata molto migliore, ma H3. Torre in E2, probabilmente Stockfish di Niemann si era impallato, no scherzo, scherzo ragazzi, però so già che mi arrivano gli insulti. Torre in A vai D8, donna in E1, cavallo in E4, ecco dove voleva arrivare questo cavallo, G4 e a questo punto solo ora alfiere per E5. D per E5, H per G2, torre per G2 e adesso torre H3 minacciando l'alfiere. A questo punto la barra è leggermente a favore del nero, a seguito della prossima mossa del bianco la barra diventerà totalmente a favore del nero e la prossima mossa è la spinta del pedone in E6. Cioè tu sacrifichi questo pedone facendo un doppio, quindi probabilmente non può essere ignorato, perché probabilmente il bianco ha visto un colpo tattico, cioè l'unica ragione perché tu sacrifichi il tuo pedone passato è perché hai visto un colpo tattico che come minimo guadagni un pezzo. Il problema è che ora ci sono tante mosse, tanti scambi da fare prima di arrivare al potenziale colpo tattico e ci sta che anche i grandi maestri sbagliano a calcolare. Niemann gioca la tranquilla alfiere per e adesso seguono i cambi. G per, ti ricordo che questo pedone è inchiodato, non si può catturare, quindi devi catturare d'alfiere. Cavallo per, non si può catturare di pedone, sei costretto a catturare di donna, ma male non fa. E ora cavallo in D4, attacco sulla donna, la donna va in F6, la posizione migliore per la donna, e adesso alfiere per, fin qui era tutto calcolato, e qui il bianco aveva calcolato questa successione, che la partita non è andata così, bada bene. Il bianco aveva calcolato che dopo questa cattura, donna qui, il cavallo ha potenziali entrate in E6, c'è un po' di pressione su punto G6 non appena il re si sposta, non era male così la posizione del bianco, ma la partita non va così. Fin qui è andato tutto secondo i piani, ma Niemann trova questa elegante torre in E8, inchiodatura sull'alfiere e la prossima io ti catturo l'alfiere non col pedone ma con la torre. E qui sono problemi gravi. F5 cercando di complicare il gioco, arriva subito questa elegantissima torre in E4, attaccando la donna con minacce di scacco ovviamente, donna in F2 e ora torre, bellissima anche questa sequenza, torre in H4. Niemann non ha paura di questa cattura di torre che gli costringerebbe poi a dare la donna, perché guarda cosa succede, infatti la partita continua così, torre per G6, scacco, mossa obbligata è la cattura, ma catturando fai scacco, quindi anche tu sei obbligato a ricatturare. Adesso arriva torre H1, unica mossa e bam, adesso mi riprendo la donna. Alla fine dei cambi ci ritroviamo in questa situazione. Niemann che ha 4 pedoni, il bianco, il suo avversario che ha 4 pedoni, ma noi abbiamo la qualità in più e molto probabilmente adesso la torre riuscirà a catturare più pedoni. Questo intanto è già un pedone che non esiste più. È vero che anche il cavallo può entrare, ma è anche vero che la torre da dietro può entrare molto facilmente. Quindi è un finale molto probabilmente vinto per il nero. Entrambi i giocatori lo sapevano già, anche il giocatore col bianco, ma tentare fino alla fine non nuoce. Torre H2, scacco, ti devi togliere, bam, catturo il pedone che adesso sostiene anche il mio, non me lo puoi più catturare. Pedone di vantaggio. Re F4, Re G6, secondo pedone di vantaggio con una torre in più. Re in E5, B4 per creare il pedone passato, cattura, cattura, cattura e ora una istintiva mossa di questo tipo era probabilmente la mossa che viene più spontanea, ma bam, l'idea è di andare subito a promozione senza perdere tempo. B5 e anche qui mossa geniale di Niemann che è stata torre per B5. La partita continua in questo modo e il pedone va a promozione.
con conseguente resa del bianco. Vediamo che cosa sarebbe accaduta, che cosa sarebbe potuto accadere su una mossa diversa, come per esempio C2. Qui anziché catturare il pedone, che è la mossa migliore, quella giocata da Niemann, C2. Un giocatore del nostro livello probabilmente avrebbe giocato C2. Avrebbe potuto complicare di molto la situazione. Ora al computer la barra dice sempre stramega vantaggio del nero, ma vediamo una persona normale. Una persona normale, sacrificio, cattura, cattura. Ok, ora il nero deve stare parecchio attento che questo pedone non arrivi a promozione, oppure sarà costretto a dare la propria torre per il pedone, però in quel caso la partita finirebbe in parità, no? Perché il re contro re, la partita finisce in parità. Per esempio, vediamo come sarebbe potuta continuare la partita. Re F6, tagliando fuori il re e evitando che possa andare a dare una mano. Re D6, tagliando fuori il re del nero. Torre B2 attaccando il pedone e adesso Re C6 supportando questo pedone. Re in E6 avvicinandosi, B6 siamo vicini alla promozione, Re in E7, Re C7 sempre tagliando fuori il re avversario, Torre C2 scacco, il re va a pararsi onde evitare di ottenere altri scacchi, Torre B2 e il pedone arriva in settima. La situazione è quasi critica, cioè non è facile da gestire. Re in D8 e a questo punto il bianco è in Zugzwang. L'unica mossa possibile è Re in A8 o Re in A7 per dare questa possibilità, ma dopo Re C7 il re e la torre controllano la casa di promozione e qui la partita è finita, sia che il bianco promuova sia che il bianco non promuova. E qui arriva il matto in 2 mosse. Fa vedere come si fa il matto in 2 mosse da qui. Torre B6, ok, Re 8, Torre A6. Ok, il motore ne sa sempre una più del diavolo. Partita veramente, veramente interessante. Come hai potuto notare, veramente c'è poco da dire. Non ci sono stati momenti in cui c'è stata una svolta incredibile. Sì, penso che Niemann abbia giocato su un errore di calcolo che può capitare a tutti, potrà capitare anche a lui, in questo caso è capitato al bianco, quindi ottimo punto, si inizia bene questo campionato delle USA, perché USA? Mi informerò. Va bene, il campionato comunque degli Stati Uniti del 2022, dove c'è dentro anche gente del carattere di... Chi è che c'è? Di Wesley So americano, quindi sarà interessante. Bene, spero che questa partita vi sia piaciuta, vi aggiorno come sempre su tutti questi mormori, chiacchiere di corridoio. Ciao!